Prevenzione, bene, prevenzione è, signori, prevenzione è io faccio una sostanza, ne produco una, ne invento una, bene, io, insieme con le istituzioni, ma l'istituzione ovviamente, aspetto l'ultima parola delle istituzioni, mi deve dare i limiti per gli operai, quanto ne può respirare, quanto ne può toccare per 8 ore, per 40, che adesso non sono più 40 anni di lavoro ma sono 42, quanto ne posso appunto respirare, poi dei limiti ai camini, quanto ne posso emettere, attenzione perché il limite per gli abitanti, i bambini, diventa 100 volte meno, si è convenuto anche quello, però c'è un limite, fra 800. Nel caso FAS specifico che cosa è successo per quanto riguarda i limiti? Nel caso FAS hanno ragione a dire non c'erano prima dei limiti, se no addirittura sulla molecola fluoro, stiamo parlando quindi di quantità enormi. Ma io ho visto che le analisi sul sangue degli operai e delle urine li facevano in nanogrammi. Era l'istituzione che non li cercava, però li cercavano in nanogrammi sul sangue e le urine degli operai. Quindi qualcuno aveva la scala, chi li produceva sapeva come fare. Però dall'altra parte, se un'azienda produce quelle molecole, perché non le devo cercare? Perché non ci sono i limiti? Scusi, Istituto Superiore di Sanità, ho queste molecole costruite, mi dai i limiti di queste molecole? E se non mi risponde, l'Istituto Superiore di Sanità risponde alla procura. Omissione, falso ideologico, non lo so, ma secondo me di reati, interruzione di pubblico servizio, ma dei reati ci sono, che non siano anche più gravi, però non sta a me a decidere. Quindi, voglio dire, ripetiamo, c'è una sostanza, mi devi dare il limite. Quella sostanza doveva avere anche i limiti sui rifiuti, doveva avere dei limiti sullo scarico, deve avere un limite, ce l'ha anche l'acqua al limite. Signori, non possiamo respirare 2 litri d'acqua, moriamo annegati. Anche l'acqua, l'elemento più accettato dall'uomo, quello con cui siamo fatti. Non possiamo stare a molo una settimana anche se l'acqua è a 37, ci sciogliamo, è un solvente, chimicamente parlando. Ma noi pensiamo che sia... No, l'acqua potrebbe essere un nemico. Limiti e metodi anche ci per sono... andare alla ricerca di metodi. sostanze. Avevano i metodi per cercare i nanogrammi nel sangue e nelle urine. Non ce li aveva le istituzioni per cercarli. E poi, attenzione, in altri paesi europei, senza andare troppo lontano, i limiti c'erano già molto prima di adesso che l'Italia li ha adottati. Non si poteva adottare quei limiti, intanto in modo precauzionale, almeno da quando il primo limite è spuntato fuori in qualche paese europeo, visto che qui c'era l'azienda che li produceva. Perché non riusciamo ad imparare da questo principio di precauzione qui in Italia? Secondo me le istituzioni dovrebbero farlo di default e non dovrebbero essere neanche obbligate a essere spinte, è il loro lavoro. Io non vedo questo problema, non deve essere la gente a chiederlo. Capisco che... Quindi è l'istituto sanitario... Secondo me l'Istituto Superiore di Sanità doveva mettere dei limiti, l'altro si copre dicendo io rispetto tutti i limiti. Ma vogliamo parlare dei limiti in fognatura? Limiti in fognatura che poi la fognatura, il depuratore di Trissino, mica chi fa qualcosa, li diluisce con altri milioni di litri d'acqua. Purtroppo li mette un po' nei fanghi, scarica negli altri depuratori, altro mix con altri 4 depuratori e poi il tubone. Ma questo si chiama diluire, non si chiama rispettare i limiti. Sì, se vogliamo mettere i limiti lì. E finisce nel sistema ambiente in ogni caso. Poi ci sono gli sfioratori, che qualcuno non ha toccato come argomento. Vogliamo vedere un depuratore se trattiene tutto quel carico e in qualche modo lo gestisce? Adesso c'è un noto biologo, mi sembra, che sta facendo esperimenti con i batteri e ci sta riuscendo. Batteri, batteri specifici alimentati in un certo modo, che riescono a demolire la molecola, demolirla in molecole più semplici, riescono a smontare la molecola dei FAS di catene corte e anche catene lunghe, verificato dalle analisi. Bellissimo, questa è la strada, ma ci dovevamo muovere prima. Se individuiamo un problema, troviamo le soluzioni. Non vogliamo vedere un problema. Questo è uno schema ripetuto e ripetibile per altre aziende che comunque altri prodotti in Italia? Ovviamente in primis se un'azienda costruisce alcune molecole, per esempio qui abbiamo il caso della galvanica, qui avevamo tutto tabellato. La galvanica produce prodotti al cromo, ma prima nichela, ma prima fa ramificazione con i cianuri. Benissimo, ovvio, ve la faccio semplice, che cerco cianuri, rame, nichel e cromo, cromo 6, cromo 3, e sono tutte tabellate, ho tutto in tabella, sia per gli uomini sia per la natura, e quindi le cerco, ovvio che le cerco. Se avessi una sostanza che si chiama Piccadilly, cercherei la sostanza Piccadilly e con i suoi limiti, e pretenderei che qualcuno mi dicesse, se non ce li ho, quali sono i limiti di questa sostanza Piccadilly.
Mi sembra ovvio, quindi se un'azienda produce quelle sostanze, 10, 20, 30, io voglio e cerco quelle 10, 20, 30 sostanze. Mi sembra ovvio, ma non è ovvio, non è così. Sembra una cosa ovvia, ma non lo è. E l'ente controllore, quindi ARPAV in questo caso? Ma ARPAV è costretta a seguire le norme e le norme non hanno quelle sostanze, quindi dovrebbe rimandare, chiedere all'Istituto Superiore di Sanità o chi per esso di praticamente dargli i limiti.